Buonasera a tutti e tutte, benvenute e benvenuti al concerto di stasera. Io mi chiamo Marco Luzzo, insegno etnomusicologia all'Università di Cagliari e ho accettato con piacere, come ormai da diversi anni, l'invito da parte dell'amministrazione comunale e di Ottavio Nieddu a introdurre i concerti di oggi e di domani sera che si tengono qui nella corte interna del Palazzo Baccaredda. Lo faccio per il piacere di contribuire alla celebrazioni per Sant'Efisio, lo faccio perché considero questa un'occasione importante, un'occasione in cui le musiche sarde di tradizione orale entrano nei palazzi bene del capoluogo cagliaritano con tutti gli onori, un'occasione in cui queste musiche possono essere apprezzate dai turisti e dai cagliaritani che magari non hanno familiarità, insomma, con queste sonorità. È infatti ancora troppo diffusa, ahimè, l'idea che la musica di tradizione orale della Sardegna, della nostra isola, sia musica folcloristica nell'accezione più negativa che questo termine può avere in certi contesti, cioè una musica considerata marginale, semplice, espressione di un passato che non è in grado di evolversi. In realtà sono fermamente che le cose non stiano così, in tanti siamo convinti che le cose non stiano così e cercheremo di mostrarvelo stasera. I cantadores e i musicisti che sono alle mie spalle lo faranno con la loro arte, io cercherò invece di offrirvi una chiave di lettura per comprendere meglio questi linguaggi musicali e la ricchezza di questi linguaggi musicali. Il concerto di oggi è dedicato al canto a chitarra, il canto a chitarra logudorese e gallurese, che è una delle forme espressive più complesse e più raffinate della cultura musicale della Sardegna. Oggi viene praticato a diversi livelli, c'è un livello privato nel quale in contesti informali, amici, appassionati si incontrano per condividere la passione per il canto, ma dalla fine dell'Ottocento c'è anche un contesto pubblico. Alcuni tra i più bravi e più rinomati cantadores si esibiscono in forme di performance pubbliche, di esibizione pubblica, dette garas, gare in italiano, che si tengono normalmente in occasione delle celebrazioni civili connesse alle feste per i santi, come esattamente sta accadendo oggi. Le gare di cantachitarra, che hanno una durata di 3 ore, oggi ne sentiremo solo un estratto, hanno una struttura predefinita, cioè i cantatori si succedono nel proporre una serie di forme musicali che sono tramandate tradizionalmente e la sequenza con la quale queste forme devono essere eseguite è sempre la stessa, viene rispettata in maniera rigorosa e ogni gara di cantachitarra inizia col canto in re. Nel canto in re i 3 cantadores si alternano eseguendo ognuno 2 bogues, cioè 2, un termine sardo che in realtà non va tradotto come voce, ma una boga è un percorso melodico, direi, no? Quindi un cantatore si alzerà e proporrà 2 bogues. Ogni boghe dal punto di vista del testo è caratterizzata da un distico di versi ottonari, quindi una coppia di versi ottonari. In questo primo ascolto vi propongo di concentrarvi proprio su questi percorsi melodici. E questi percorsi melodici sono sempre diversi. Nel cantachitarra non abbiamo delle canzoni, non abbiamo delle melodie fisse che sono abbinate a dei testi fissi, ma si tratta di un linguaggio musicale che prevede ampi margini di creazione estemporanea e di improvvisazione. Quindi in ogni boghe, appunto, il cantatore si alzerà, intonerà prima la sua prima boghe su una coppia di versi ottonari, poi una seconda boghe. Vi propongo appunto di concentrarvi intanto su questi percorsi melodici, su queste melodie che saranno sempre diverse tra loro, saranno via via più ricche, più complesse, saranno proposte da voci che sono potenti, ma soprattutto che sono voci agili. Provate ad ascoltare come loro non si fermano mai su una nota. Il cantachitarra si caratterizza per queste melodie che sono sempre fiorite, ornate, con queste voci che si muovono continuamente in maniera, con un'agilità straordinaria, per poi fermarsi sulla nota del re, che è la nota finale, che viene appunto accompagnata dagli strumenti. Vi darò, non voglio parlare troppo, quindi vi darò via via, poi farò vari interventi, nei quali vi darò altre piccole chiavi di lettura. Iniziamo come da tradizione, come in ogni gara, dal canto in re. I cantatori sono Tino Bazzoni, Gianni De Nanni, Daniele Giallara
accompagnati da Nino Manca alla chitarra e da Gianluario Sannia alla fisarmonica. Buon ascolto. Oh
Allora, ogni canto in re finisce con questa sezione che abbiamo appena ascoltato, nel quale una lunga boghe viene distribuita appunto in alternanza fra i tre cantatori, questa sezione è chiamata boghe vurada, cioè a voce rubata, perché appunto i cantatori si rubano la voce l'uno con l'altro. Vi ho proposto di concentrare l'attenzione sulla melodia, sull'agilità della voce, su questi percorsi melodici che sono, come avete sentito, sempre più ricchi, sempre più complessi, sempre più articolati. In realtà nel canto a chitarra sono molto importanti anche i testi. Come forse avrete percepito, sono testi ovviamente in lingua sarda, nella varietà logudorese della lingua sarda, e c'è una cosa molto interessante e peculiare, che gran parte di questi testi provengono dalla tradizione scritta, dalla tradizione letteraria della Sardegna. Questo non accade solo nel canto a chitarra, accade per esempio nel canto a tenore. In Sardegna appunto abbiamo questo interessante connubio per cui musica di tradizione orale attingono a testi della tradizione scritta. Vi ho detto prima che non si tratta di canzoni, per cui non esiste un testo per cantare il canto in re. Qualunque poesia in metro ottonario può essere utilizzata e scelta sul momento dal cantatore per essere eseguita in re. E quindi una delle funzioni importanti del cantachitarra è stato e continua a essere anche quello di essere veicolo della letteratura sarda. Quindi vi dico, se voi acquistate un manuale di storia della letteratura sarda, quelli che sono i più importanti poeti della tradizione scritta hanno composto poesie che vengono utilizzate dai cantatori a chitarra per essere interpretate col canto in re e con tutte le altre forme della gara. Vi dicevo che il canto in re è... ogni cantatore propone una boghe che è costituita da 2 versi in metro ottonario. Il metro ottonario è in effetti il metro più diffuso per cantare a chitarra, ma non è l'unico. Si canta anche l'endecasillabo, si canta anche il settenario. Allora proseguiamo il percorso nell'ascolto delle diverse forme così come vengono proposte nell'ordine della gara. In una gara vera, ecco, questa è una piccola sintesi, dopo il canto in re si esegue la nuoresa e poi i muttos. Li riconoscerete, musicalmente sono molto diversi. La nuoresa ha in maniera molto marcata un metro ternario, quindi una sorta di mazurka, ecco, di valzer rapido che si riconosce molto bene, e prevede appunto l'utilizzo di versi endecasillabi questa volta, non ottonari. La struttura è simile al canto in re, cioè i 3 cantatori si alternano, ognuno va al microfono e propone 2 boghes, e in ogni boghe proporrà una coppia di versi endecasillabi. Anche in questo caso le boghe saranno via via più complesse, le melodie via via più articolate, si arriverà a chiudere sulla nota finale che è sempre il re anche in questo canto. Anche nella nuoresa ci sarà la boghe vurada, cioè si chiuderà con i 3 cantadores che si alternano in maniera rapida passandosi la voce. Non sappiamo che testi canteranno perché appunto lo decideranno sul momento. Dopo la nuoresa ascolteremo i muttos. I muttos sono una forma metrica, sono una forma poetica, sono la forma metrica più importante della tradizione sarda e specifica della Sardegna. Sono una forma di poesia per musica, cioè sono componimenti poetici che nascono per essere cantati. E i muttos e i mutetus possono essere cantati in tantissime maniere in Sardegna. Si possono cantare a boghe sola, cioè con la sola voce, si possono cantare accompagnati dalle launeddas, accompagnati dall'organetto, si possono cantare col canto a tenore, quindi con le 4 voci. I muttos si possono eseguire anche a chitarra, in questa forma particolare che ascolteremo. Sono forme poeticamente complesse. I muttos che canteranno loro sono costituiti da 2 sezioni di 3 versi, e in queste 2 sezioni i versi fanno rima tra loro, ma trattano volutamente argomenti diversi. Cioè la prima sezione tratta un argomento che non è importante, che è un pretesto, che è volutamente scollegato dalla seconda parte, nella quale si invece trasmette il vero contenuto dei muttos. E i muttos sono spesso muttos, in questo caso i testi sono tipicamente di tradizione orale, non vengono dalla tradizione scritta, sono spesso muttos di salute, è probabile che qualcuno di loro canti nella seconda parte appunto salutando il pubblico. Spesso sono testi d'amore, perché i muttos venivano utilizzati anche per le serenate. La cosa interessante è che quando loro li eseguono, i versi delle 2 sezioni, quindi una che magari parla d'amore e una che parla di una cosa che non c'entra niente con l'amore, vengono intrecciati tra loro e quindi si combinano in una maniera molto interessante. Sono anche i canti forse più allegri, più ritmici, più orecchiabili per chi è meno abituato a ascoltare il cantachitarra. Allora, nuoresa, muttos, Tino Bazzoni, Daniele Giallara,
Gianni De Nanni, Nino Manca alla chitarra, Gianni Rossania alla fisarmonica. Buon ascolto.
s'anima mia conservata. Buonasera, Dio è collega al mio condore in strinta mano. Una signorina l'ha podato un suo coro, io rende della
bella cittadina, la coda d'un sugoro, questa bella cittadina, pronto pro la salutare, penso dai locutoro. Ma io rende dell'amarezzo dai locutore, questa bella cittadina, pronto pro la salutare. Saida con su corisa mano s'adorra a cantare. Santo Filippo Neri che si in Roma ha vintato in quadro de oro. Santo Filippo Neri a ti ha entregato dal già e del suo coro canto querella beri che si in Roma ha vintato canto querella beri dal già e del suo coro a ti ha entregato in quadro de oro a ti ha entregato canto querella beri. Stella, un conte d'oro, Leo di tempo amare, Caracolumba bella se mi dà su coro, mi volto a cantare, se mi dà su coro, Caracolumba bella, Leo di tempo amare, a salsata e cistella, Leo di tempo amare, se mi dà su coro, a Palma e Manzanile
cotta fua, la fatta si scappata in trend in Barcellona, su treno a cotta fua, già la podisizzata, in domo po padrona sa presenza tua, la fatta si scappata, sa presenza tua, in domo po padrona, ya la podisizzata, in trend in Barcellona, ya la podisizzata, sa presenza tua, in domo po ai fisi un santo fa che processione dai castello a Nora, ai fisi un santo non mi do mai sora, te dai in persone cadeo ti stimo tanto, fa che processione cadeo ti stimo tanto, non mi do mai sora, te dai in persone. Ma dai castello a Nora te dai in persone, te io ti stimo tanto, non mi do mai sora. Ma non mi do mai sora. Lo dea su comitato, che ha preferito Miana, prodotto occasione, lo dea su comitato, tutta bella serata, che soddisfazione sul coro mi ha turbato, che ha preferito Miana, e sul coro mi ha turbato, che soddisfazione tutta bella serata. Ma profonda occasione, tutta bella serata, tu l'ora m'ha turbato di soddisfazione. Ma tutta bella Dicevamo che un'esibizione pubblica di cantachitarra si chiama gara in sardo, in realtà non c'è un vero e proprio vincitore, il nome viene dal fatto che ci sia però effettivamente una dimensione competitiva, o meglio gli appassionati sono in grado di apprezzare il fatto che c'è una interessante dinamica tra cooperazione e competizione, nel senso che c'è ovviamente la volontà di primeggiare, di fare voci bogues più elaborate rispetto agli altri cantatori, ma allo stesso tempo i tre lavorano assieme per costruire dei canti che abbiano una struttura elegante, quindi senza passare da parti troppo semplici a parti troppo evolute, quindi diciamo si può veramente apprezzare questo
loro modo di interagire che è allo stesso tempo cooperativo e competitivo. Il cantachitarra nasce nel nord della Sardegna, dove si parlano due lingue, si parla il logudorese ma si parla anche il gallurese, no? Una varietà alloglotta della lingua sarda parlata in una ventina di comunità ancora oggi. Per cui nella gara, dopo il re, la nuorese e il muto, si fa un secondo canto in re, che oggi non faremo, e poi si passa a una sequenza di canti che sono i cosiddetti canti galluresi. Le forme principali sono tre, si chiamano galluresa, filugnana e corsicana. I nomi sono emblematici, no? Il canto della gallura, filugnana è il canto delle filatrici, segno del fatto che queste forme, che a un certo punto diventano forme di esibizione pubblica da gara, in realtà nascono come canti di lavoro, quindi canti che facevano le filatrici in gallura, che poi diventa il canto della filugnana, e la corsicana segnala il rapporto molto stretto di scambi culturali con appunto l'isola che si trova poco più a nord rispetto alla gallura, dove tra l'altro si parla una lingua che è molto simile al gallurese. Galluresa, filugnana e corsicana sono tutte cantate su versi in lingua gallurese, questa volta, e in metro ottonario. Anche in questo caso si cantano i più importanti poeti della letteratura gallurese. A un primo ascolto gallurese e filugnana possono suonare abbastanza simili. Riconoscerete invece certamente la differenza nella corsicana, che si distingue anche per il fatto che mentre tutte le altre forme sono accompagnate prevalentemente o esclusivamente da accordi maggiori, invece la corsicana sono presenti gli accordi minori che creano una sonorità che è ben riconoscibile. Quindi sentiamo i canti classici: galluresa, filugnana, corsicana. Buon ascolto.
sonetto de esa era, canta de nostra allegria, prosa triste gente mia, o re del Saba che sincera.
tutti i canti, cantendi la corsicana. Li saluto tutti i canti, cantendi la corsicana. Passi se negli stradoni, piccoli l'Africa lontana, abbattino bastoni, mi canta la corsicana. Abbattino bastoni, mi canta la corsicana. Son già 3 mesi che noi siamo soli. Mi friggi lo corino, non ne posso più. Lascia pigni a me stanotte, ma fai la nina e fai la lana, dormito cori di mamma. Fai la nina e fai la lana, dormito cori di mamma. Quando non soli si muore tutti in due. La notte viene nella dissimbrura. Fai la ninna e fai la nanna, l'utto babbo è alla montagna. Fai la ninna e fai la nanna, dormi tu, cori di mamma.
qua abbiamo due grandi maestri, Nino Manca e Gianni Sonia. Non vi ho parlato in effetti dell'accompagnamento, come dice il nome stesso, il nome del genere, canto a chitarra. Questo genere nasce con le voci accompagnate dalle chitarre, come probabilmente avrete notato, però non si tratta di una normale chitarra classica, è una chitarra con corde in metallo e di dimensioni maggiori rispetto alla normale chitarra classica, è una chitarra baritono, ma chiamata anche chitarra sarda. Sono peculiari, ora non voglio entrare troppo in dettaglio, però sia la tecnica esecutiva sia il sistema armonico, cioè le successioni di accordi che si utilizzano per accompagnare questi canti sono molto specifici di questo genere e non si ritrovano in altre musiche. A partire dai primi anni 60 la chitarra viene accompagnata dalla fisarmonica, che ormai è una presenza quasi costante nelle gare di canto a chitarra. Entrambi gli strumenti hanno il compito appunto di accompagnare il cantatore, mai di anticiparlo. Vi ho parlato dell'improvvisazione, quindi di intuire le variazioni che lui deciderà di fare sul momento e riuscire, i percorsi melodici, e riuscire a sostenerlo e a sostenere appunto il suo canto. E quindi insomma è un'arte molto raffinata anche quella dell'accompagnamento. Le gare di canto a chitarra, dopo la sezione dei canti galluresi, si concludono con i cosiddetti classici, che sono forme abbastanza diverse rispetto alle prime che abbiamo ascoltato, al canto in re, all'annuarese. Sono per lo più forme chiuse, cioè i percorsi melodici sono più definiti, c'è meno libertà di variazione, possibilità di variazione appunto, ma sono forme molto eleganti, particolarmente amate dagli intenditori. Tipicamente sono 4 e normalmente ogni cantatore ne esegue una. Oggi hanno scelto di eseguire il mi e la, il si bemolle e la disisperata. I primi 2 prendono il nome dagli accordi iniziali dell'accompagnamento, appunto mi e la e si bemolle, e anche questi si cantano su versi ottonali. La disisperata invece ha una caratteristica interessante dal punto di vista del testo, perché deve essere cantata su un'ottava di versi endecasillabi, quindi un testo molto più lungo, 8 versi di unicissillabe, un testo molto più lungo rispetto a quelli che abbiamo ascoltato, che sono tipicamente appunto dei destici, delle coppie di versi, e quindi spesso la disisperata è anche un canto per mettere in musica un verso, appunto una strofa, in realtà un'ottava di endecasillabi, particolarmente, insomma, nella quale si cura particolarmente il testo. Non so chi eseguirà che cosa, ma Daniele Gialla, quindi inizia Daniele Gialla col mi e la, si bemolle Tino Bazzoni e disisperata Gianni De Nanni. Disisperata in logudorese Gianni De Nanni. Buon ascolto.
Posso dire due parole veloci? Questa disperata è dedicata in italiano, adesso mezzo sardo e mezzo italiano, è dedicata a tutte le mamme. L'ho scritta un giorno così, mi è venuta perché pensavo a mia madre che non c'è più. Le mamme sono la forza del mondo, perciò tutti noi abbiamo una madre, l'abbiamo avuta e ci saranno tante madri se Dio vuole. A mamma mia, grazie. Sa mamma è stuna che è stessa che ti dà salute in braccio suo sti pesa da e giughe e due cresche si impelea per Chugisa mamma è stuna che stessa che
suo ti pensa dai e giù che tu crees che si impele a veruna canti in paglia ti ne oga dai rughe poi di naraba e viso e buona fortuna poi di naraba e viso buona fortuna buona fortuna. Magia d'imbezza o pizzinia tu e la llama sanenne mamma mia tu e la llama sanenne oh mamma oh mamma mia. E chiudiamo in allegria come si chiude normalmente nelle gare, quindi con i saluti finali in forma di muttos. Vi chiedo di nuovo un applauso per Tino Bazzoni, Gianni De Nanni, Daniele Giallara, Nino Manca e Gianmario Sannia. Una notte giara, sorrente s'oriente, trasportana su del soro. Una notte giara, sospise si presente, saluto dai coro, Rezineda e Giallara. Sorrente s'oriente, Rezineda e Giallara, saluto dai coro, su chi si presente. Trasportana su del soro, su chi si presente, Rezineda e Giallara, saluto dai coro. L'oceano indiano e la figa Sant'Antonio che si riparare. L'oceano indiano e amico so assettate e destino passoni un 30 e mano che si riparare e un 30 e mano e destino passoni amico so assettate e che si riparare da destino passoni un 30 e mano amico so M'ammento di minore in diece de festa contento io caia. M'ammento di minore salutare la gheria, questa gente onesta con rispetto e onore. In diece de festa con rispetto e onore, salutare la gheria, questa gente onesta. Ma contento io caia, questa gente onesta con rispetto e onore,
siamo sapienti, addio e buonasera, amata compagnia. Cosa se Europa unita devo cambiare in euro sa moneta, se Europa unita sempre sarò vivera, non tu canto sompare a che non le fida, a devo cambiare a che non le fida, sempre sarò vivera, non tu canto sompare. In euro sa moneta, non tu quanta sompare a che non te fida, sempre non so vivera. Ma sempre no vivera. Grazie, un applauso così bello ci rincuora alla grande, grazie. E viva la Sardegna e le sue tradizioni.